Buonasera, sì, stiamo ancora aspettando, stiamo aspettando le 9:05 per iniziare, non vi preoccupate. Il ciuccio l'ha trovato qui dentro. Qui dentro. Buonasera, buonasera a tutti, grazie mille per essere qui a nome di Veneto Segreto e anche a nome dell'Accademia della Buona Creanza. Alessandro, eccoci qua, così siamo in due. E niente, volevamo ringraziarvi tantissimo per la vostra partecipazione. Al momento siamo in 150 persone, però di iscritti ce n'erano 340, quindi speriamo di vedervi di più. Noi siamo comunque molto soddisfatti. Ho visto qualcuno che ci salutava dall'Olanda addirittura, quindi veramente grazie, grazie mille. E prima di lasciare la parola ad Alessandro, insomma, una piccola introduzione, salve Marco, una piccola introduzione su chi siamo, sia noi che l'Accademia della Buona Creanza. Allora, stasera appunto il webinar sarà tenuto dal professor Mocellin, che è il presidente dell'Accademia della Buona Creanza dal 2017, direttore del Dipartimento Linguistico dell'Accademia della Lingua Veneta. L'Accademia si occupa dello studio, della ricerca, dell'insegnamento, della promozione e del progresso della lingua veneta e della cultura veneta e lo fanno, l'Accademia in generale, lo fa organizzando convegni, corsi e progetti con scuole, cura di tesi di laurea, mostre, pubblicazioni in lingua. Quindi diciamo che c'è veramente una ricerca molto 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 profonda di questo argomento. Io invece sono Laura Scrivere, rappresento l'Associazione Culturale Veneto Segreto. Noi invece ci occupiamo più di turismo, diciamo così, ma non solo. La nostra missione è simile a quella dell'Accademia da Buona Creanza, ma in un altro ambito. Noi appunto organizziamo eventi in tutto il Veneto nei fine settimana, per coloro i quali insomma siano interessati a conoscere gli angoli segreti di questa bellissima regione, splendida. Abbiamo scritto anche un libro sul Veneto, abbiamo tantissime anche noi attività in corso. Quindi se non conoscete né noi né l'Accademia della Buona Creanza, sicuramente insomma questa sarà l'occasione. E basta, le presentazioni sono terminate, quindi a questo punto lascio la parola ad Alessandro, grazie mille. Qui. Beh, grazie Laura, ringrazio Veneto Segreto per l'organizzazione di questo webinar e vedo che continuano ad affluire altre persone, quindi diciamo che adesso faremo una piccola introduzione su che cos'è la lingua veneta e un piccolo tour. Abbiamo voluto coniugare, no, la mission di Veneto Segreto con quella dell'Accademia, facendo un piccolo tour in uno dei patrimoni che fa parte del Veneto e della cultura veneta, che è appunto
la lingua. E per sfatare qualche mito, per dare qualche informazione, per ricordarci che abbiamo un patrimonio enorme vicino a noi, ma anche in realtà dentro di noi, perché una delle cose belle è che la lingua, per chi insomma l'utilizza, è una parte di noi stessi. Pensate che appunto è il nome di un muscolo che noi abbiamo all'interno della nostra testa, quindi è decisamente di importanza capitale, vorrei dire. Ecco, io adesso comincio con la presentazione, condivido lo schermo. Ad un certo punto vi chiederemo se avete qualche necessità, intanto potete scrivere in chat, poi ad un certo punto, fra una decina di minuti, probabilmente la chat verrà chiusa e se avete delle domande inerenti ai contenuti di questo webinar, potete scrivere con il pulsante domande e risposte che dovreste vedere tutti quanti, e lì potremo rispondere, perché le domande verranno appunto registrate, visualizzate. Al momento finale, diciamo, delle domande potremo rispondere singolarmente a ognuna di quelle, magari raggruppandole se serve. Niente, direi di cominciare. La struttura è di circa una presentazione di circa 40 minuti, con delle slide che adesso vedremo insieme, e intervallata anche da qualche, diciamo, piccola richiesta, piccolo sondaggio, piccola curiosità. E poi, dopo questi 40 minuti, quindi verso meno 10 alle 10 circa, inizieremo con la parte proprio sulle domande che potrete fare. Vedo che siamo già a 175, quindi c'è ancora flusso. Ora comincerei proprio con la presentazione. Vedo siete da tantissimi posti, anche da fuori Veneto, benissimo, è proprio tipico della nostra cultura veneta di poter fare questo. Laura, devo dare un'informazione di servizio, pulsante condivisione, non ce l'ho, ma mi disabilita. Ecco, quindi cominciamo subito con la problematica. Ecco, adesso funziona benissimo. Ottimo. Il bello dell'informatica è che ogni problema che c'è si può risolvere velocemente. Quindi visualizza, slideshow. Ok. Mi date una breve conferma che vedete, così per certezza mia. Si vede? A me si vede, Alessandro. Perfetto, perfetto. Ok, allora, perché lingua veneta? Questo era il titolo anche, insomma, parte del titolo di questo webinar. Un profilo storico e linguistico della venetofonia. Cos'è la venetofonia? È sostanzialmente la raccolta di tutti quelli che sono venetofoni, cioè di tutti quelli che parlano veneto. Chi parla italiano è italofono, chi parla veneto è venetofono, chi parla francese è francofono, eccetera. Ok. Parleremo di diciamo, due tronconi di presentazione. Un profilo geostorico della lingua veneta, quindi dov'è, geograficamente, quando è, quindi storicamente quando si attesta, quanto è parlata anche la lingua veneta e chi la parla. Quindi abbiamo adottato una prospettiva un po' da giornalista, no? Le 5 W del giornalista che vediamo qui riportate in basso a destra, no? Perché why, when, what, where e anche how. E quindi vedremo poi nella seconda parte che cos'è la lingua veneta, perché si può o si parla di dialetto, perché qualcuno dice dialetto, qualcuno dice una lingua, e anche di questo parleremo ovviamente, e ovviamente potete fare qualunque domanda in merito. E infine anche com'è questa lingua, anche con una piccola comparazione, come avevamo promesso nella presentazione, anche confrontando il veneto con altre lingue europee, quindi non solamente con l'italiano, ma con altre lingue europee. Se siete pronti per partire, direi che possiamo partire subito con il primo sondaggio. Chiedo a Laura se si può visualizzare, dovrebbe comparire a tutti quanti il primo sondaggio. Eccolo qua, che ci fa capire, poi vedremo i risultati senza, è anonimo ovviamente, e dovete scegliere qual è la vostra competenza di veneto parlato, così anche noi ci rendiamo conto della possibilità di fare esempi in veneto oppure no. Quindi capisco e parlo, il madrelingua tendenzialmente dirà questo, lo capisco ma non parlo, oppure non capisco e non parlo,
scegliete voi, basta circa un minuto, o meno, insomma, per raccogliere le risposte di tutti, poi vedremo i risultati. Ecco. Potete votare cliccando votare, esprimere la vostra posizionarvi, insomma, in questo piccolo sondaggio. Cliccando semplicemente sulla risposta corrispondente alla vostra situazione linguistica. Ovviamente parlare veneto non significa non conoscere altre lingue, anzi, il nostro cervello è fatto apposta per parlare più lingue, quindi tendenzialmente più ne sappiamo meglio è. Oh, ok, vedo che è sparito, perfetto, abbiamo raccolto quasi tutti i voti, quindi direi che l'80% è parlante, probabilmente madrelingua, o comunque ha appreso bene la lingua, si sente confident, come dicono gli inglesi, quindi si sente a suo agio con il veneto. Lo capisco ma non lo parlo, quindi un 18%, e non capisco e non parlo. Allora chiederemo come dire, uno sforzo in più, ma comunque con la comparazione linguistica è più facile comprendere il veneto. E lo scopo anche dello studio, della comprensione delle lingue è quella di impararne delle altre. Questa è una delle cose interessanti. Ecco. Veniamo a una piccola scheda velocissima sulla lingua veneta. È una lingua neolatina, che significa che è una lingua che proviene dal latino. Le altre lingue che vengono dal latino sono per esempio il francese, per esempio il siciliano, per esempio il romeno, per esempio il cosiddetto spagnolo, che è in realtà il castigliano, e il cosiddetto italiano, che è in realtà il toscano, dal punto di vista proprio della sua genesi. Da dove viene l'italiano, lo sappiamo tutti, l'italiano è in realtà il fiorentino della classe alta, che poi è stato esteso perché tutti gli italiani l'hanno appreso, l'hanno imparato. La cosa particolare è che la lingua veneta, il veneto, ha un suo codice di riconoscimento a livello internazionale. Per esempio anche l'UNESCO riconosce l'esistenza del veneto, come ha un suo profilo linguistico nel sito dell'Atlante Mondiale delle Lingue dell'UNESCO, e per trovare le informazioni sul veneto bisogna digitare questo codice di 3 lettere, VEC, e si trovano informazioni sul veneto. Quando è che si trova il primo documento che si può riferire al Veneto, alla lingua veneta? E vedremo dopo cosa significa lingua veneta, ma intanto partiamo con questo. È dalla fine dell'VIII secolo, poco prima dei tempi di Carlo Magno, per capirci, c'è l'indovinello veronese, che è in realtà un piccolo indovinello di 4 versi, che segna la fine dell'epoca dell'uso del latino nello scritto e l'inizio dell'uso del volgare, quindi delle parlate del popolo, volgo appunto, a livello europeo in realtà. Quindi quel passaggio dal latino alle lingue che ci sono oggi, tipo l'italiano, tipo il veneto, tipo il siciliano, tipo il francese, tipo lo spagnolo, quel passaggio lì viene segnato da un documento, diciamo, immaginiamo che sia segnato da quel documento, è un documento che ci dà riferimento di quel periodo. In quel periodo c'è questo passaggio e questo documento, fortunatamente per noi, è proprio in Veneto, è a Verona ed è scritto in veronese. E questo ci indica che è da lì sicuramente che si può dire che non è più latino, è già qualcos'altro, comincia già a diventare seriamente qualcos'altro. Le origini, insomma, di questa nostra lingua, delle lingue europee in generale, le lingue neolatine in generale, ma specialmente del Veneto, possiamo dire che risale a 1200 anni fa circa. Quindi di sicuramente non è una cosa dell'altro giorno questa lingua. Dov'è il Veneto? Vediamo qui nella questa piccola cartina che abbiamo creato, e i nomi ovviamente sono inglesi, i nomi degli stati. Vedete che il Veneto è parlato a nord-est, per chi ha un po' memoria, a nord-est dell'Italia, per chi ha un po' memoria di come è fatta la forma della regione Veneto amministrativamente, vedete subito che in realtà il Veneto sconfina anche nel Trentino Alto Adige, ma soprattutto sconfina anche nel Friuli Venezia Giulia. In realtà, se io prendo singolarmente tutte e 4 le province del Friuli Venezia Giulia, quindi Udine, Pordenone,
Gorizia e Trieste, in tutte queste 4 province c'è almeno un comune che parla una varietà veneta, specialmente Pordenone, ma anche Udine, in particolare appunto verso la costa, Udine, le città di Grado, di Monfalcone e anche Trieste addirittura, anche se Trieste non ha in realtà mai fatto parte della Repubblica di Venezia, invece gli altri territori quasi tutti quanti. E come vedete anche qui nell'Istria, nella costa istriana, nel cosiddetto litorale istriano, sia nella parte slovena, Piran, Capodistria, sia nella parte croata, quindi Pola qui in fondo, e anche, che ne so, Umago, Cittanova, Buje, per esempio. Ecco, quindi è il nome, la zona di origine è questa, il nome viene dalla regione storica Venetia, che era questa regione qui, poi ve la farò anche vedere, ed è il nome che già dal tempo dei Romani si dava a questa zona, questo nord-est, insomma, dell'Italia, dal punto di vista di Roma, ovviamente nord-est, a questa zona, questo Venetorum Angulus, come lo chiamò Tito Livio, quindi questo angolo dei Veneti qui in cima veniva chiamato la Venetia. E perché? Perché veniva dal nome dell'antica popolazione che risiedeva qui, che si chiamava Veneti, ancora oltre 2000 anni fa, anzi quasi 3000 anni fa. Parlavano un'altra lingua, però il nome, l'etnonimo, il nome della popolazione è rimasto lo stesso e dà il nome anche alla lingua veneta. Se uno lo vuole anche chiamare dialetto veneto, in ogni caso deve usare per forza l'aggettivo veneto per definire appunto le parlate di cui facciamo riferimento qui. Ecco, in inglese tra l'altro dicono infatti Venetian e intendono sia veneziano che veneto, perché Venetian nel senso di Venezia, la città, o Venetian nel senso di la Venezia, nel senso della regione della Venezia, quindi quella tutta più ampia. Questo è il luogo d'origine, quindi sicuramente è parlato in tre stati d'Europa, e questo è già interessante, è parlato in 3 regioni d'Italia, ma fuori dall'Italia in altri 2 stati, quindi per un totale solo in Europa di 3 stati. Ci sono poi altre comunità disseminate sia in Italia, vedete qui anche in Sardegna, in parte anche in Lazio, ma soprattutto in Sardegna, ci sono varie comunità, sono alcune comunità, però il Veneto è parlato anche in altri stati del mondo. In totale, poi ve li faccio vedere, in totale si possono stimare, non c'è nessuna stima ufficiale, nessuna statistica ufficiale, si possono stimare circa 6-7 milioni di parlanti attivi. Il bacino potenziale è quasi il doppio, nel senso che tra quelli che lo sanno e quelli che lo vorrebbero sapere, che potrebbero volerlo sapere in quanto sono discendenti di veneti emigrati all'estero, il bacino potrebbe essere decisamente quasi il doppio. E si collocherebbe il Veneto, ma già lo è così con questi 7 milioni di parlanti, non certo ad essere una lingua piccola, perché se pensate in Italia sono riconosciute 3 lingue, e una lingua è il sardo, una lingua è il ladino, l'altra lingua è il friulano. Quindi il sardo qui è riconosciuto, il ladino qui sulle vallate della Ladinia è riconosciuto, e il friulano qui. Il ladino, per esempio, conta circa 33.000 parlanti, quindi il Veneto è decisamente più grande, è molto più grande. Il Veneto è più grande anche del sardo ed è anche più grande del friulano, anzi è più grande di tutti e 3 messi assieme. Ma ovviamente non sono tutti e 7 milioni di parlanti qui, 6-7 milioni di parlanti qui, diciamo, in cima all'Adriatico. Sono anche in altre parti del mondo. Li vediamo qui. E le 2 comunità dove stabilmente si parla veneto da decenni, anzi da più di un secolo, cioè dalla fine dell'Ottocento, sono una piccola zona qui del Messico, a Cipilo, e il Brasile meridionale, anche in altri stati della Federazione Brasiliana, non solo nel Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, che sono i 3 stati più meridionali del Brasile dove si parla veneto. Attenzione che qui ci sono città che si chiamano Nova Padova, Nova Bassano, Nuovo Treviso, 2 Nuova Venezia, poi c'è Valle Veneto, Valle Feltrina, Valle Veronese, São João do Polesine, che chiaramente a parte São João, dopo Lesine sappiamo tutti cosa significa. Ecco,
E perché molti emigrati, non molti, un'enormità di emigrati dal Veneto è andata in Brasile a fine 800, primi 900. E lì quindi si sono stabilite delle comunità dove il Veneto viene ancora oggi parlato. Una piccola chicca, per esempio, è che al mondo ci sono almeno 3 Monte Grappa. Di uno sappiamo tutti, è quello che c'è in Veneto, il Monte Grappa, quello della Grande Guerra, ecco. Ma ce ne sono altri 2. Uno sicuramente è qui a Cipilo, vicino a Città del Messico, e questo Monte Grappa è alto in realtà poche centinaia di metri, è una collina, però gli immigrati veneti lì si sono portati questo nome da casa, dalla patria, quindi un ricordo, un tributo alla patria di partenza, alla piccola patria, quindi non cose di grandi discorsi, ma semplicemente ricordare quel monte che si vedeva sempre. E addirittura anche qui in Brasile, nel Brasile meridionale, nella città di Ivorá, che oggi si chiama Ivorá, ma anticamente, quando è stata fondata, si chiamava Nuova Udine. Udine faceva parte del Veneto in quel periodo, della regione del Veneto, era l'8ª provincia del Veneto, e a quanto raccontano simpaticamente gli abitanti di Ivorà, dove si parla friulano e dove si parla veneto, entrambe le lingue, e pensate che quelli che fanno il teatro in Veneto, lì, in Veneto brasiliano, a Ivorà, parlano spesso, sono anche parlanti friulano, e hanno detto, i friulani si arrivai per primi e ora che dato il nome a città, e gli altri veneti siamo arrivati dopo e ora che abbiamo dato il nome a montagna. Ecco, questo è simpaticamente come se la sono divisa, insomma. Vedete poi altre comunità, quelle in azzurro più chiaro, principalmente devo dire l'Argentina, il Canada e l'Australia, che mantengono forti contatti ancora con il Veneto, ma anche sicuramente tutti noi abbiamo amici, parenti, chi è insomma Veneto, ha amici, parenti all'estero e spesso sappiamo che lì parlano ancora Veneto, però quella è la seconda la grande immigrazione. La seconda è dopo la seconda guerra mondiale, quindi è molto più recente e non ha fatto in tempo a generare radici lì sul territorio. E quindi è più debole la comunità. Invece in Messico e in Brasile, come qui insomma da noi anche in Slovenia e in Croazia, la comunità è, nonostante quello che è accaduto, è linguisticamente più forte. Ecco, perché Veneta, vi avevo promesso prima di farvi vedere, questa che vedete in basso a destra è la regione Venetia et Istria, la cosiddetta Regio Decima, fissata 2000 anni fa dal primo imperatore romano, Cesare Ottaviano Augusto. Come vedete il nome Venetia deve per forza derivare dalla popolazione Veneti, e i romani ce lo dicevano, in latino Veneti, anzi Veneti, poi Venetia, poi Venetia, e non può derivare da Venezia, perché Venezia 2000 anni fa non esisteva. Ecco. Se noi guardiamo invece una cartina di 500 anni fa, questa è diciamo, rappresenta la situazione circa nell'anno 1500, e vediamo la massima espansione della Repubblica Veneta, della Repubblica di Venezia, vediamo che c'è una discreta somiglianza nella estensione, sostanzialmente dall'Istria fino a Bergamo. Ah, vedete, dall'Istria, qui il confine passava tra Bergamo e Brescia. La Venetia era la regione più grande che c'era nell'Italia romana. Ok? Ecco, visto che vi ho detto che ci sono 5 stati nel mondo dove il Veneto è solidamente attestato, è solidamente presente. Vi chiedo, secondo quello che voi sapete, in quanti, quindi chiedo a Laura di attivare il secondo sondaggio, perfetto. In quali stati del mondo esiste un riconoscimento giuridico del Veneto come patrimonio linguistico-culturale a livello statale? Quindi 0, 0, 1 o 3. E sicuramente non sono tutti e 5, ma magari qualcuno di voi ha già sentito che c'è stato un riconoscimento da parte di qualche Stato, di uno Stato, di nessuno Stato. Potete provare a rispondere. È proprio bello questo sistema dei sondaggi, ecco. Tanto guardo un po' se ci sono delle domande. Okay.
ho visto le 5 domande che abbiamo. Non abbiamo risposto, vedo che siamo arrivati, siamo quasi 200. Ottimo, grazie mille Laura. Allora, risposte, il 20% vedete tutti quanti, immagino, 12% nessun riconoscimento giuridico, 44% un riconoscimento giuridico, 44%, un altro 44%, 3 riconoscimenti giuridici. Allora, grazie Laura. Il riconoscimento giuridico come lingua minoritaria o ufficiale in realtà non c'è in nessuno dei 5 stati, ma c'è in 3 stati un riconoscimento come patrimonio linguistico-culturale a livello dello Stato. Per esempio anche in Italia c'è questo riconoscimento come patrimonio linguistico-culturale, ma è solo a livello regionale veneto. E anche la Regione Friuli ha stanziato a suo tempo alcuni fondi per il patrimonio linguistico veneto in territorio friulano. Ma dal punto di vista dello Stato nel suo complesso, il primo Stato che ha riconosciuto il patrimonio linguistico veneto presente sul suo territorio è stato il Brasile nel 2014, che ha riconosciuto il veneto brasiliano come patrimonio immateriale della nazione del Brasile. Poi nel 2019 tra l'altro al nostro primo convegno internazionale sulla lingua veneta è stato annunciato da uno dei promotori che l'Istro Veneto, quindi la variante veneta dell'Istria, è stato riconosciuto come patrimonio immateriale della Repubblica di Slovenia e quest'anno, anzi l'anno scorso, a fine dell'anno scorso, 2021, è stato riconosciuto parimenti anche in Croazia, ecco, a livello statale. Questa era la risposta corretta. Però, ripeto, non è un riconoscimento vero e proprio della lingua, quindi non comporta l'insegnamento ufficiale ovunque. E chi nei secoli ha parlato la lingua veneta? La lingua veneta ha il prestigio delle sue, diciamo, dei suoi parlanti. La Repubblica Veneta, che l'ha utilizzato fin da subito, e il prestigio anche di veneti famosi. Ci dobbiamo rendere conto che coloro che hanno i grandi personaggi come Marco Polo, come Tiziano, come Canova, come Casanova, come Palladio, hanno anche Vivaldi, ovviamente, parlando diverse varietà di veneto, comunque sono stati mente dei grandi non si intende a livello veneto, neanche a livello italiano, dei grandi anche a livello europeo, anzi a livello mondiale. Quindi sicuramente, certamente sappiamo di tutti questi che vi ho elencato qui, che costoro parlavano veneto come madrelingua. Del resto sappiamo anche che Manzoni nel 1800, quindi ben dopo tutti questi personaggi che ho elencato qui, parlava lombardo come madrelingua. Quindi dobbiamo renderci conto che la lingua madre di costoro era il veneto. Marco Polo è veneziano, Tiziano era cadorino, Canova sappiamo benissimo che parlava veneto perché ha degli scritti e spesso veniva redarguito dai suoi colleghi perché lui anche a Roma parlava in veneto ed era molto schietto nel parlare, e quindi dobbiamo immaginarci che costoro parlavano in veneto e non ha significato che questo abbia in qualche maniera reso difficile il loro eloquio o reso difficile il loro pensiero, come a volte purtroppo siamo portati a fare. Tant'è che l'uso prestigioso soprattutto tramite i commerci della Serenissima e tramite l'enorme e incredibile esperienza istituzionale, civile e politica della Repubblica Veneta, molte parole sono entrate poi nel lessico anche di altre lingue, anche dell'inglese. Una su tutte vorrei dire proprio la parola gazette, che indica il giornale, quindi è un termine che viene dall'uso veneziano di nominare una gazeta, una moneta particolare per un'immagine che somigliava, che faceva riferimento ad un uccello, e quindi siccome era una piccola moneta, una gazeta costava poco, una gazeta, e il nome si è spostato sul giornale, e poiché a Venezia si stampavano, era molto facile poter stampare, era economico e si stampava una quantità enorme di libri, e ovviamente lì, stampando molte cose, è nata anche l'idea
di commercializzare più ampiamente i giornali e li ha utilizzati anche lo Stato con la Gazzetta, appunto. Ancora oggi vi ricordo che non c'è in Italia solo la Gazzetta dello Sport, ma c'è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che usa un termine veneto. Gazette si usa in francese, si usa in inglese, in molte altre lingue, e ci sono giornali in Arabia, tipo il Saudi Arabia Gazette, che utilizzano il nome Gazzetta. Arsenal, anche la parola ciao, non sappiamo in assoluto che viene dal Veneto, e anche la et, ma questo magari se qualcuno ha una curiosità ci possiamo ragionare sopra successivamente. E ecco, la cosa importante da capire è che uno può sapere 1000 lingue, ma la lingua madre è la lingua che genera la matrice del suo pensiero. Quindi è molto importante pensare qual è la nostra lingua madre, e soprattutto qualunque essa sia, bella, brutta, grande, piccola, se è la tua lingua madre, devi farci pace e devi stabilire che e accettarla come lingua madre. È assolutamente importante. E da lì potrai imparare più serenamente qualsiasi altra lingua, perché lo scopo non è mai imparare una lingua sola, lo scopo è impararne sempre di più. Ecco, quanti parlanti oggi della lingua veneta? Mi è piaciuto utilizzare questa immagine che deriva dall'elaborazione di dati Istat sulla dialettofonia in Italia, cioè su chi parla i cosiddetti dialetti, e notare che il Veneto è una delle zone in cui si parla di più il cosiddetto dialetto locale. Come vedete, il nord-est e il sud. La cosa particolare è che in Veneto il parlare dialetto, cosiddetto dialetto, in realtà la nostra lingua, non comporta il fatto che non si studino più, non si imparino bene le lingue straniere. Quindi in tutto il nord è alta la capacità di utilizzare lingue straniere, invece il sud è più bassa. E al nord-est c'è anche l'uso dei dialetti, cosiddetti dialetti delle lingue locali, regionali. Invece al sud c'è sì l'uso delle lingue locali, quindi il napoletano, quindi il siciliano in particolare, però c'è un ridotto tasso di apprendimento delle lingue straniere. Quindi la cosa particolare è che nel nord-est questi due fenomeni che altrimenti sembrano opposti, cioè uno che impara il dialetto, che sa bene il veneto, non dovrebbe saper bene anche l'inglese, e invece in Veneto le due cose si coniugano, sono due fenomeni che convivono benissimo, e questo ci deve far capire anche che l'obiettivo dovrebbe essere il multilinguismo, sapere bene il veneto, sapere ottimamente l'italiano, e da qui partire per sapere meglio l'inglese, il francese, lo spagnolo e qualunque altra lingua noi vogliamo. In più, dal punto di vista sociale, il veneto è parlato anche da tutte le classi sociali, non è parlato solamente dalla porzione più bassa estraticamente della lingua, è parlata veramente ad ogni livello. Ricordo all'università giurisprudenza a Padova, i docenti universitari, quando bevevano il caffè o quando uscivano dalla porta dell'aula, tra di loro parlavano in veneto, o qualcuno scherzava anche con noi in veneto. A tutti noi è capitato di andare, che ne so, in farmacia, dal medico, dall'insegnante, e è notorio a livello sociolinguistico che in Veneto tutti parlano veneto senza problemi. Ecco, anche se qualche problema ce lo facciamo. Però il paradosso è che scivola, anche per chi non vuole, scivola di parlare veneto a tutti, dal mestiere più umile a quello presuntamente più importante. Ecco, anzi, quasi quasi vorrei dire che ci piace. Ecco, vi chiedo in questo terzo sondaggio di rispondere, vi chiedo a Laura di visualizzarlo, nella vostra percezione, senza farvi influenzare da quello che vi ho detto qui molto umilmente, e nella vostra percezione il veneto è una lingua diversa dall'italiano, oppure è un dialetto, quindi non è una lingua ma è un dialetto, ma comunque diverso dall'italiano, oppure è un dialetto regionale della lingua italiana? Approfitto per bere un secondo. Guardo intanto un po' le domande.
avete risposto? Benissimo. Vediamo. Ok. Allora, il 50% circa, quindi metà, ritiene che il veneto sia una lingua diversa dall'italiano. Diciamo un 14% ritiene che sia un dialetto ma diverso dall'italiano, un 35% ritiene che il veneto sia un dialetto regionale della lingua italiana. Ok, e se mi lasci visualizzato un secondo, se non so se è ancora possibile, se no non importa. Ottimo, perfetto. Allora, quindi diciamo che, che un terzo ritiene che sia un dialetto della lingua italiana e 2/3 ritengono che sia diverso dall'italiano, quindi un'altra cosa, però con qualifica diversa. È una lingua oppure è un dialetto? Ecco, di questo dobbiamo ragionare, perché la definizione linguistica di dialetto, nel senso proprio strutturale linguistico, e adesso passiamo alla seconda parte della presentazione, è proprio quella di essere differente da un'altra lingua. Cioè il dialetto è, scusate, il dialetto è una varietà sostanzialmente di un'altra lingua. Quindi se riteniamo che il veneto sia un dialetto comunque, dal punto di vista della sua struttura, dobbiamo dire se non è dialetto dell'italiano, di che cosa è dialetto? Perché se il veneto non è dialetto dell'italiano, allora deve essere o dialetto del francese, e non lo è, o dialetto dello spagnolo, e non lo è, o dialetto del tedesco, e non lo è, o dialetto del siciliano, e non lo è, o dialetto del friulano, e non lo è. Quindi la difficoltà è questa. Si può dire che viene usato come un dialetto, cioè come se non potesse fare tutto quello che fa una lingua, ma ogni lingua in realtà, quando ha la sua struttura, può fare qualsiasi cosa. Poi che non lo faccia è da capire perché non lo fa. Per esempio, con tutti i documenti giuridici che ci sono utilizzati dalla Serenissima, si può dire che il Veneto non sia in grado di scrivere una legge? Sì, è sicuramente il Veneto in grado di esprimersi in campo giuridico e l'ha fatto per secoli, secoli e secoli. Anzi, vorrei aggiungere che il primo trattato internazionale scritto in Veneto, in variante in quel caso veneziano, è del 1207, quindi il Veneto è usato per il diritto almeno da 800 anni. Perché non si può fare una legge regionale del Veneto scritta in Veneto? Non perché la lingua non sia in grado di farlo, ma perché non è consentito farlo. Ecco, quindi in questo caso possiamo dire che si può interpretare che il Veneto, nonostante sia una lingua differente, quindi sia un dialetto perché non viene usato per fare tutto quello che fa una lingua ufficiale. Allora piuttosto si dice è una lingua strutturalmente non riconosciuta o non ufficiale, quindi è una lingua che non è ufficializzata dalle carte, ma strutturalmente è una lingua. Ritenere invece che il veneto sia un dialetto della lingua italiana significa, traduco semplicemente, significa che il veneto è diciamo, la maniera locale, la maniera veneta di parlare l'italiano. E questo andiamo a verificarlo perché in realtà quello è un'altra cosa. Ecco, e vi faccio un esempio. Se io dico, lo vedremo dopo, mi sondrio partir, questo non può essere il modo veneto di dire l'italiano sto partendo. È un modo completamente diverso. Quindi se ci basiamo su questo esempio, sicuramente dal punto di vista strutturale, mi sondrio partir è incompatibile con l'italiano sto partendo. Di conseguenza deve essere una lingua differente. Entriamo quindi velocemente negli ultimi 10 minuti su che cos'è, 10 minuti quasi un quarto d'ora abbiamo, se non ricordo male, che cos'è una lingua. Quindi qui entriamo proprio nella richiesta che molti hanno già esposto giustamente nelle domande e risposte. E una lingua è una lingua quando ha i 4 pilastri, che sono questi: la fonetica, il lessico, la morfologia, la sintassi. Cos'è la fonetica? È il sistema di suoni che una lingua usa. Quindi quali vocali ha, quali consonanti ha, come le mette insieme. Il lessico è il secondo pilastro della lingua e attiene alle parole che una lingua utilizza. Per esempio, se l'italiano bottone e l'inglese button
sono la stessa parola. Dal punto di vista del lessico sono identiche, sono differenti dal punto di vista della fonetica. Ok? Questo è chiaro, no? Il veneto botton è la stessa parola dell'inglese e dell'italiano e ha una fonetica diversa però da tutte e due. Ok? La morfologia è invece come vado a formare il plurale, per esempio. Quindi come vado a formare la parola? A partire dal singolare, come faccio il plurale? Questo è uno degli esempi. A partire dal verbo all'infinito, come faccio il presente? Come faccio il futuro? Ecco, questa è la forma, la creazione delle forme delle parole. La sintassi si muove su un altro piano. Quindi fonetica, lessico, morfologia ci dicono come suonano, quali sono le radici e qual è la forma delle parole. La sintassi invece ci spiega con che regole le parole si mettono una dopo l'altra. Quindi le prime tre ci dicono che forma ha il mattone. La sintassi ci spiega come metto i mattoni uno vicino all'altro. Ma poi vedendo esempi del Veneto capiremo subito. Quindi se il Veneto riscontreremo avere una fonetica propria, un lessico proprio, una morfologia propria e una sintassi propria, dovremo concludere, propria si intende che non è tutta completamente diversa dall'italiano, perché evidentemente questo è impossibile. Tutte le lingue, per esempio, vanno a coordinare il sostantivo, il genere del sostantivo col genere dell'aggettivo che gli fa riferimento. Questa è una cosa, c'è una grammatica universale che è comune a tutte le lingue che ci sono. Poi l'italiano, che è il toscano, e il veneto sono molto vicine, molto imparentate, e se noi confrontassimo, come qualcuno ha già chiesto, il veneto col toscano, con lo spagnolo, troveremmo che tra queste tre lingue c'è una quantità enorme di cose in comune, tant'è che ci si esce in qualche maniera un po' a capire, no? Ecco, però ci sono anche molte cose che sono differenti e le andremo a vedere specificamente. Poi in questo piccolo schema diciamo, che ho creato io, queste prime 4 sono assodate, certe per tutti, queste, anche a livello scientifico, queste invece sono un'aggiunta che io mi sono sentito di fare per spiegare un po' perché una lingua che esiste a volte non è una lingua di prestigio. Se non ha un'ortografia, se non ha una grammatica, se non crea, poi etica significa creazione, se non vengono creati che ne so, dizionari, letteratura, romanzi, trattati scientifici, eccetera, la lingua, anche se può fare tutto, non sta facendo niente. Quindi questa è una lingua che può fare e qui ci dice se sta facendo qualcosa, se ha le armi per fare qualcosa. Il Veneto ha grammatiche, ha sistemi ortografici, anche troppi, però nei secoli, essendo stata scritta per 1000 anni, anche cambiato spesso come il modo di scrivere, come è successo a tutte le lingue, però ha continuato a creare, e se dovessimo dire quant'è dimensionalmente la letteratura, il corpus linguistico del Veneto, anche in epoche molto risalenti, per esempio nel Medioevo, possiamo dire certamente che il Veneto è secondo solamente all'italiano in Italia, dal punto di vista della quantità e anche della diversità delle fonti. Ci sono trattati di un tipo, c'è letteratura, c'è prosa, c'è poesia, c'è veramente di tutto. Se qualcuno vuole chiedermi poi nella fase finale delle domande, potete formulare adesso la domanda appunto un po' sui testi più antichi del Veneto, perché è molto interessante. E poi vi daremo un piccolo invito per una cosa decisamente allettante. Ci avviamo alla conclusione parlando appunto di 4 pilastri. Cos'è che ha il Veneto di differente nei 4 pilastri linguistici? La fonetica veneta. Ecco, in questa tabellina che vedete qui a destra, se non è chiarissima perché dovremmo analizzarla punto per punto, ma semplicemente quelle che voi vedete sono i suoni del Veneto e come vengono scritti. Vi ho segnato in verde i suoni che il Veneto ha in più, e sono 3. E non ci sono necessariamente in tutte le varianti, ma in alcune varianti ci sono suoni in più. Ci sono invece 2 suoni in meno, lo sh, la sh e gli, che ci sono in italiano e che in Veneto invece non esistono. Per esempio questo suono qui in verde, questa L col taglietto, è quella specie di E che c'è nella parola gondoea o toea, ok? Che è una cosa che esiste solamente, da quello che sappiamo, solamente in Veneto.
Ok. Non c'è neanche ovunque, però la L tende a sparire un po' in tutte le parti del Veneto, specialmente nei plurali. Dovremmo analizzare questa cosa molto più precisamente, ma per il momento direi che si può accontentare così. Le vocali invece sono le stesse dell'italiano e non è scontato perché per esempio il napoletano le ha diverse. Ecco perché il veneto, lo spagnolo e l'italiano risultano molto comprensibili all'orecchio perché non hanno vocali strane. Per esempio il lombardo è considerato difficile da capire perché ha le vocali strane U, E e le vocali turbate, che ha anche il francese, e invece il portoghese ha le vocali nasalizzate, come le ha anche il francese, e quindi uno non sa che cos'è. E invece se dico Ioani, uno capisce tutto perché le vocali sono semplici. Ecco perché il veneto risulta più comprensibile, non perché sia uguale all'italiano, ma perché le sue vocali sono più trasparenti. Ecco. In ogni caso, una delle diversità più forti tra italiano e veneto è che il veneto le doppie, cioè le consonanti geminate, si dice tecnicamente, non le ha. Quindi la fonetica è sicuramente differente. Cose in più, cose in meno e una diversità sulle doppie. Il lessico veneto, qui potremmo stare una giornata, però velocemente. Immaginate queste parole, carega, piron, goto, freschin, quindi termini che in italiano sono completamente differenti. E anche qui, questi qualcuno di voi magari non saprà, ma questo Zarman è il cugino, il Missier è il suocero, la Madonna è la suocera, Amia è la zia. Se noi utilizziamo qui le parole italiane, allora sì, se dico me cugin o me suocero, me suocera, me zia, allora lì sì sto parlando dialetto veneto, perché lì sto utilizzando alla veneta parole italiane. Ecco, vedete la differenza. Se invece io utilizzo i termini corretti, se dico la carega, segarotto la carega, sto parlando veneto. Se dico segarotto la sedia, ecco sedia, sto prendendo l'italiano e lo sto venetizzando. Anche i giorni della settimana, se notate, sono differenti. Lunedì, martedì, invece in Veneto il D non c'è. Luni, martedì, mercoledì. Questa cosa succede per esempio anche in spagnolo. Ecco, lunes, martes, miércoles, jueves. Ok. Gli articoli. In italiano il maschile ha due articoli. Il gatto, lo struzzo. Invece in Veneto questi due articoli non esistono differenziati. C'è solo un articolo maschile. Il gatto e il strusso, ok? E poi qui alcuni verbi che se uno ci pensa, vivere con un veneto senza sapere questi verbi in veneto è decisamente faticoso. Chiudere, nessuno dice che chiudi, o meglio, se lo diciamo stiamo imitando l'italiano, ma il verbo, tutti quanti lo starete pensando dicendo, è serar o sarar. Aprire, versar, versar o versar a seconda delle pronunce che volete utilizzare. Gridare, quindi qui abbiamo sigar, litigare, baruffar, prendere, abbiamo tor o chapar, per esempio. Togliere, anche questo possiamo usare cavare, premere, in Veneto il bottone si strucca, no? Come ci ricordava Mara Venier, no? E trovare, un altro verbo che questo è completamente differente, solo in veneziano si usa soprattutto trovare, ma anche in veneziano si trovava catar. Ecco, a volte abbiamo delle diversità tra un comune e l'altro, tra un posto e l'altro, ma solo perché in una certa zona si sono dimenticati la parola vera, veneta, che è catar, che nei testi del Serenissima si trovava. Quindi se oggi in veneziano si dice trovar, non è perché è una lingua diversa, è perché ha perso l'uso di quella parola che in realtà c'era anche in veneziano fino a poco tempo fa. Ecco una piccola, no? Se voi ci pensate, è vero che il veneto carega sembra strano rispetto all'italiano sedia, ma in inglese com'è che si dice? In inglese la sedia è chair e si scrive C-H-A-I-R e viene anche quella dal francese chaise, in realtà entrambe vengono dallo stesso posto da cui viene la parola veneta carega e effettivamente chair e carega si assomigliano, se non altro visivamente. Invece sedia non viene dal greco, ma viene dal latino. E anche qui vediamo che è una cosa un po' inattesa sulle nostre parole venete. Andiamo verso la conclusione, i plurali femminili, per esempio, la morfologia, la forma delle parole. In italiano dirò la canzone, le canzoni. In veneto, canzon, canzon, sia singolare che al plurale. I pronomi personali. In italiano io dirò io. In veneto posso dire, invece di dire io sono in italiano, in veneto posso dire mi son,
a son o anche mi a son, per esempio. E tutti i pronomi personali veneti sono dotti, lu e il se, oppure lu, le, per esempio, lori, ise, eccetera, eccetera. Nei verbi, i verbi sono una cosa decisamente importante. Ogni volta che noi facciamo una frase, il verbo è il suo pilastro centrale, quello che comanda tutta la frase. In Veneto questo verbo non potrà mai essere il passato remoto, perché non esiste in Veneto. Il condizionale della lingua veneta si forma con ia, per esempio, mi saria, se avesse potuto, saria partio. E invece l'italiano si forma a partire da ebbe, del passato remoto. Lui sarebbe, quindi lui saria in Veneto, lui sarebbe in italiano. È una cosa molto particolare, in Veneto la terza persona singolare e la terza persona plurale di ogni verbo sono sempre identiche. Per esempio, lu e il va, lori, i, va. Ci avete mai pensato? E, prendiamo un altro verbo, anche al futuro, prendiamo partirà, lu e il partirà, lori, i, partirà. È sempre identico. In tutti i verbi, la terza singolare e la terza plurale hanno sempre la stessa voce verbale. Ed ecco, infine, forse la parte più interessante, la sintassi, cioè la grammatica in senso più stretto. Come vi dicevo prima, la perifrastica progressiva, cioè per dire qualcosa che si sta compiendo progressivamente. In italiano la frase stai partendo diventa quello che in Veneto è te si drio partir. E i veneziani qui possono dire ma mi dico ti se drio partir. Perfetto, ma vedete che la struttura è la stessa, perché quello che ci interessa è che il soggetto è sempre espresso, che qui c'è il verbo essere e non il verbo stare, e che qui c'è la parola drio che è sempre costante e qui c'è un infinito, partir. Per chi sa il francese, questa struttura del veneto è identica a quella del francese. Tu es en train de partir. È una cosa inattesa che il veneto abbia una grammatica somigliante al francese e decisamente differente dall'italiano. E il veneto, come qui invece come l'inglese, ha i verbi frasali. Far su significa creare, costruire, far su una casa. Far so può significare tagliare. Far fora può significare uccidere o terminare. Fa fora che è lesione che dopo ti puoi andare fuori a giocare. Dar rento, quindi sostanzialmente rottamare. Dar gerento, impegnarsi. E infine, che è una cosa che non esiste, attenzione ai verbi frasali, è una cosa che non esiste in altre lingue, esiste solo in veneto e in inglese. Esiste anche in lombardo, ma intendo che non esiste in spagnolo, non esiste in francese, non esiste in tedesco, non esiste in italiano, però in inglese e in veneto sì. Tant'è che qualcuno mi diceva, ma che tu mai notato che te disi in veneto tasi su e sei compagno del shut up in inglese? Ecco, un po' la logica è quella. E infine la cosa più interessante, se anche solo vi ricordate questo, credo che sia chiaro che il veneto è una lingua differente dall'italiano. Perché? Perché quando in italiano faccio un'affermazione metto il verbo e metto poi quello che voglio dire successivamente. Quindi dirò sei matto. Se devo fare la domanda sulle stesse parole dirò sei matto? Qual è la differenza? È l'intonazione. È dall'intonazione che si capisce in italiano che quella è una domanda. In Veneto, invece, come sapete tutti quanti, la domanda, per chi lo sa, chi parla del Veneto, chi lo sente, ho cominciato ad accorgervi di questo, te si matto è l'affermazione. Vedete, prima c'è il pronome soggetto, te, quindi tu, si, verbo, e poi c'è l'informazione che voglio dare. Quando entro a fare la domanda, devo invertire il si, che era il verbo, lo metto prima, e il te, che diventerà to, lo metto dopo. È la stessa cosa che succede in inglese, quindi te si matto è un'affermazione. La domanda sarà in versione del soggetto e del verbo. Si tomato, quindi te si matto. Domanda, si tomato. In inglese, you are crazy. Domanda, are you crazy? In francese, tu es fou. Domanda, es-tu fou? In tedesco, du bist dumm. Domanda, bist du dumm? Ecco, se voi ci pensate, quando noi ci incontriamo con qualcuno e parliamo, è tutto fatto di domande. Come stetto? Come stai a tua fioia? Gaia ciapà, laurea? Tuo Mario, Gaia ho fatto l'orto?
Ecco, quindi nella vita di un parlante le domande sono una enorme percentuale dell'utilizzo di una lingua. E il fatto che il Veneto sia così diverso in una cosa così chiave ci fa capire che il Veneto non può essere considerato una variante interna del sistema italiano. Seconda cosa, il fatto che questa inversione interrogativa, come anche tutte le altre cose, che abbiamo visto specialmente qui nella sintassi e nella morfologia, che queste cose siano, che queste regole della grammatica veneta siano presenti in tutte le varietà venete, ci dà l'idea che sono tutte varietà ben coordinate tra loro. Ecco perché si può parlare anche per questo motivo si può parlare di lingua veneta. E infine un terzo livello di analisi, il fatto che il veneto faccia le domande nella stessa maniera in cui le fa l'inglese, in cui le fa il francese, in cui le fa il tedesco, ci fa capire che il veneto non solo è diverso dall'italiano, ma il veneto è utile perché imposta il nostro cervello su un ragionamento che farà sì che noi parlando in inglese avremo già questo meccanismo dell'inversione già pronto in testa. Il cervello dice, ah, ho capito, quando che poi domande in inglese le faccio come in veneto. A posto, ok. Ecco, questa è la visione di cui abbiamo diciamo, bisogno anche. Comprendere la lingua, ma anche capire che è un patrimonio a nostro uso e che si può utilizzarla per imparare meglio anche le altre lingue. Quindi non è un modo per dire abbandoniamo tutto, serve il veneto, ma è anzi un modo per dire, ah, visto che serve tutto, meglio tenersi anche il veneto. Ecco, se ce l'abbiamo poco, meglio approfondirlo, se ce l'abbiamo tanto, si può studiarlo e anche magari insegnarlo agli altri, perché se sappiamo molto il veneto, non è il caso di insegnarlo agli altri, se abbiamo percepito qual è il suo valore, ecco, questo è un po' la nostra missione, far comprendere qual è il valore del veneto e consentire a tutti di poterlo utilizzare serenamente e certi di star facendo una cosa non solo buona dal punto di vista, diciamo, affettivo, morale, ma una cosa buona dal punto di vista anche prettamente utilitaristico, perché tutto sommato sta lingua ce l'hanno consegnata dopo 1000 anni di tradizione, oltre 1000 anni di tradizione linguistica, direi che non è il caso che sia colpa nostra se per caso ci resta tra le mani e non la consegniamo a chi verrà dopo di noi. Ecco, questa è la presentazione. Io vi ringrazio con questo bellissimo leone canoviano che c'è ai Frari a Venezia, un leone studioso. E a questo punto chiedo a Laura se Veneto Segreto, se vogliono intervenire, ecco, e intanto vi ringrazio davvero. Certo, grazie mille Alessandro, grazie, è stato veramente molto interessante. Penso che insomma abbiamo capito e scoperto delle cose che magari non ci aspettavamo, no? Specialmente per quanto riguarda i collegamenti con le lingue anche attuali europee, quindi veramente grazie. Alessandro, io sono impressionata dalla quantità di domande che abbiamo nel nostro carnet qui di domande e risposte, quindi io se vuoi posso leggerti la prima, che è un po' articolata, e vedi se vuoi se riesci a rispondere. Sì, magari partiamo da quelle meno articolate, così poi Ok, magari resta una certo. parte. Ecco. Certo, allora intanto chiedono una cosa puramente diciamo pratica, e cioè se c'è la possibilità di avere le slide. Io penso sì che potremmo, dicevamo che probabilmente sarà messo questo webinar a disposizione su Veneto Segreto per gli iscritti, se non ricordo male, avevamo pensato di Sì. fare così, no? Sì, Ecco, sicuramente la registrazione, sì. ecco, credo che sarebbe la cosa migliore, insomma, anche perché per dar pregio al fatto che chi è qui presente, ovviamente, ha fatto una fatica che è giusto, insomma, premiare, quindi sì, volentieri in questa forma sarà sicuramente la cosa migliore. Poi penso che fosse riferita a una delle primissime mappe, carte che avevi, che erano presenti insomma all'inizio delle slide, Sì. dice Luca, la cartina potrebbe essere approssimativa, ma sembra che il Basso Veneto e il Rodigino non faccia parte dell'area in cui il Veneto è parlato. Sì, questo è vero. La parte a sud del Canal Bianco, perché Rodigino conosce bene, parte a sud del Canal Bianco e a nord del Po, è una parte, diciamo, che viene più ascritta all'emiliano. Attenzione però che quando noi facciamo le cartine abbiamo sempre un gravissimo difetto, è che non possiamo mai in una cartina rappresentare la realtà.
perché in realtà tutto si sfuma. Ai confini ci sono delle zone grigie sempre, è impossibile, nessun fenomeno umano è bianco o nero, a parte il vivo o morto, ecco. Ma anche lì, quando uno è, diciamo, dice, non so, sta per nascere o sta per morire, ecco lì possiamo fissare una specie di zona grigia. Ma anche qui ci sono delle zone in cui, tra l'altro, le lingue si sormontano e i parlanti a volte vanno un po' di qua e un po' di là, si chiamano anfizone. Quindi lì, nelle zone di periferia, purtroppo c'è sempre una imprecisione e tra l'altro cambia nel tempo, perché se i parlanti di un certo comune per qualche motivo se ne vanno, e magari la percentuale che era, non so, 55% di parlanti veneto, 45% di parlanti emiliano, però qualcuno si sposta per un grande flusso di spostamento per qualche motivo di ogni tipo, si sposta, tecnicamente si dovrebbe ascrivere quel comune non più una lingua ma all'altra. Ecco, quindi sì, Luca ha sicuramente ragione che nel sud del Veneto, ma per sud si intende veramente gli ultimi 10-15 chilometri, poco più al massimo, c'è sicuramente l'incontro con un'altra lingua che è diciamo, il gallo italico, che comprende il lombardo, l'emiliano e il piemontese, per qualcuno anche il ligure. È una lingua molto grande, anche complessivamente però meno intensamente parlata, come abbiamo visto diciamo che il lombardo è un grande insomma, il fratellone dal punto di vista dimensionale del Veneto. Però ci sono delle differenze, molte delle differenze che il Veneto ha con l'italiano, ce le ha spesso anche con il lombardo. Non sempre, però molte differenze ce le ha anche con il lombardo. Poi Luca Stefano chiede, vuole sapere il primo scritto veneto trovato in provincia di Verona, di cosa tratta? È l'indovinello veronese, beh, l'ho trovato, il testo anche è brevissimo perché sono 4 versi, è una prova di penna, cioè c'è questo, diciamo, probabilmente sì, miniaturista amanuense medievale che si trova nella biblioteca capitolare a Verona e che semplicemente ha scritto questo piccolo motto, è una specie di, appunto, di indovinello, non vi spoilerò cosa significa, così ve lo andate a leggere prima, se pareba boves, alba pratalia araba, et negro albo versorio teneba, et negro semen seminaba. Ecco, si vede già la fine non ci sono più le desinenze latine o quasi non ci sono più, si vedono gli abbassamenti vocalici, si vedono termini che non sono molto del latino, per esempio versorio. Tutti quanti noi sappiamo cosa che è un varsor o vassor o vassoro o tutte le sue, diciamo, varietà che spesso in Veneto sono varietà solo della vocale, quindi abbassamenti e innalzamenti di vocali. Se credete a un inglese sanno benissimo che ogni parola ha la vocale che si può alzare, si può abbassare e varia da un posto all'altro. Pensate che in inglese la parola heart nel dizionario Oxford, che ho consultato, mi pare fosse il 2012, è citata in 16 modi diversi di scrittura e quasi tutti anche di pronuncia. Quindi questo significa che l'inglese noi lo impariamo cristallizzato, ma poi quando avete parlato con un inglese australiano, con un inglese americano, con un inglese scozzese, con un inglese gallese, con un inglese da Manchester, con un inglese da Londra, vi rendete conto che non parlano mica come i nostri libri di scuola. Ecco. Quindi questo dobbiamo renderci conto più ampiamente che le lingue sono molto più sfumate di quello che pensiamo. Ecco, l'indovinello veronese è il primo e poi c'è, per esempio, mi ricordo che qualcuno domandava del veneziano, per esempio, è vero che il veneziano è sicuramente la variante più importante se guardiamo complessivamente la lingua veneta, però è anche vero che non è né la prima che è attestata né quella che ha una fioritura sempre, cioè, tutte le varietà hanno delle risalite, delle discese. C'è l'indovinello veronese. Il secondo documento più importante e più antico, il primo uso letterario di un volgare in Italia, ed è veneto, è il ritmo bellunese, ed è scritto in bellunese. E poi abbiamo il lamento della sposa padovana, che è del 200, ed è scritto in padovano. Poi abbiamo il patto che vi ho detto prima, il trattato internazionale col sultano di Aleppo, scritto in veneziano. Verissimo, certo. Abbiamo un trattato di botanica in padovano, abbiamo 2 poemi scritti da Giacomino da Verona, sui quali forse Dante si è addirittura rifatto, perché è stato a Verona Dante per diversi anni, e ci sono alcune immagini, infatti Giacomino da Verona era un frate, scrive in veronese,
e ci descrive il paradiso e l'inferno. Ecco, e lo fa circa una cinquantina d'anni, se non ricordo male, prima che Dante scrivesse la commedia. Ecco, quindi quando parliamo di Veneto non possiamo ridurci al veneziano, anche se ovviamente è la prima cosa che ci viene in mente. Però non è solamente il veneziano, non è solamente Goldoni. Anche se Goldoni stesso è il primo, anzi è il secondo, che parla di lingua veneta nella prefazione di una delle sue opere, Le Massere, del 1752, scrive proprio lingua veneta. Sì. E il primo invece è un altro veneziano, Andrea Calmo, che nel 1572 scrive, parla della vulgar antiqua lingua veneta. Perché la volgare più recente era il toscano che stava aggiungendo, stava arrivando, invece la lingua veneta era più antica, dicevano giustamente i veneziani al tempo. Ecco, dobbiamo capire che poi adesso c'è l'Istro Veneto, c'è il Veneto brasiliano, grandi autori del Novecento sono stati trevisani, vicentini, veronesi, padovani, anche rodigini, bellunesi e veneziani anche, ma il veneziano diciamo che soffre specialmente nel Novecento. Invece nell'Ottocento è ancora molto, è la variante assolutamente principale. Ma il Veneto è veramente un insieme molto forte e il veneziano ha fatto anche da guida a questo Veneto. Però non è solo il veneziano. Tant'è che, per esempio, poi chiudo questa parte, che forse era la prima domanda, perché era una delle prime che avevo visto, e il veneziano, c'è in tutte le opere, c'è un'opera che è il fiore della lirica veneziana, e che con che cosa parte l'opera in 3 o 4 volumi del fiore della lirica veneziana, cioè un'antologia letteraria del veneziano, con che cosa parte? Con l'indovinello veronese. E quindi ci indica e parte sostanzialmente indicando i primi documenti che ci sono nella nostra zona, ma perché? Per nobilitare il fatto che il veneziano in realtà non è proprio il primo che compare a livello documentale, poi diventa il più importante. Quindi diciamo che il fratello, il veneziano è il fratello sicuramente più famoso, senza dubbio. Forse anche quello più bravo, possiamo starci, però non si può pensare da questo che sia il papà di tutti. Ecco, questo è impossibile. Beh, poi c'è una considerazione da parte di Nicoletta, è una riflessione insomma, che condivido. Più che domanda e considerazione, io parlo veneto e si sente, nella maggior parte dei casi si cerca in tutti i modi di nascondere la cadenza dialettale perché viene considerato un dialetto gretto e poco nobile. Ecco, qui questa è una bella domanda, Nicoletta, perché io molto umilmente mi sono messo non solo a imparare la dizione della lingua italiana il più possibile, ma anche ad insegnarla, perché essendo tenore lirico diciamo che ce l'ho anche per altri motivi. Ecco, è vero però che quando noi parliamo, cioè quando è che l'accento veneto pesa? L'accento veneto pesa quando parliamo in italiano. Io mi sono accorto, provate a notare anche voi, che quando uno parla in veneto, l'accento veneto non pesa più, perché quando noi parliamo veneto, abbiamo l'accento veneto, è ovvio che c'è l'accento veneto e anzi risultiamo molto, come dire, linguisticamente e comunicativamente potenti, perché siamo certi di quello che stiamo facendo. Se invece noi parliamo italiano, perché ci forziamo a parlare italiano, e ci buttiamo dentro un accento veneto, allora lì sì che a quel punto uno dice, beh, ma allora non sei tanto sicuro di quello che stai facendo. Poi la domanda è perché il nostro accento viene considerato gretto e poco nobile, invece altri accenti vengono considerati o perlomeno utilizzati molto di più. Ecco, questo bisogna un po' che qualcuno faccia un po' un mea culpa, perché se noi andiamo a guardare le pubblicità del carosello, quindi di quando la televisione aveva un canale solo sostanzialmente, quindi quella era la televisione per tutti, ecco, i personaggi che venivano assegnati al Veneto erano sempre quelli del povero, dell'ignorante o addirittura mi ricordo quello, poi non perché io abbia l'età insomma sufficiente per averli visti in diretta, ma perché giustamente ricercando si trovano. Per esempio, quello dell'olio sasso, ricordo, ma anche quello del brodo lombardi, mi pare si chiamasse, dove quello che parlava veneto era un troglodita e il poliziotto in perfetto italiano di edizione gli diceva «Ehi, straniero!» e questo si mette a parlare in veneto o con accento veneto e diceva «Mino so niente, mino so niente». Ecco, dobbiamo dire che dal punto di vista sociolinguistico questo io lo considero un trauma linguistico. Nel senso che la comunità parlante veneta, non vedendosi riconosciuta come pari
nel fatto di parlare veneto, dalla televisione, che era l'organo con cui insomma si esprimeva l'intellettualità di quegli anni, chiaramente non ci si sente riconosciuti e automaticamente ci si riconosce nell'immagine del troglodita del brodo Lombardi. Ma questo è assolutamente inappropriato se andiamo a studiare invece qual è la storia della lingua veneta, le sue origini molto antiche, la sua struttura, che è una struttura che anzi ci aiuterebbe molto se la potessimo utilizzare, e poi ci si chiede come mai allora è successa questa cosa, perché i veneti sono cattivi. In realtà è successo che dopo la Prima Guerra Mondiale, perché prima non c'era questo stigma verso i veneti, dal punto di vista dell'accento, dopo la Prima Guerra Mondiale è successo che è stata deportata, spostata dopo la rotta di Caporetto oltre 1 milione di persone dal Veneto, e quindi questi profughi veneti dislocati in varie parti d'Italia erano poveri, poverissimi, traumatizzati da una guerra che nessun altro aveva visto, perché è vero che tutti morivano sono morti sul Grappa da tutta Italia, assolutamente, sul Grappa e sul Piave da tutta Italia, però anche è vero che, come dico sempre, con un po' di amarezza, e bombe sotto i radici solo qua e che avevamo a voi. E quindi questa tensione, questi traumi, questa dislocazione di centinaia di migliaia di persone poverissime che hanno perso tutto, che hanno visto esplodere le loro case, che hanno perso amici, parenti, che hanno abbandonato la nonna dietro perché era inferma finché arrivavano i tedeschi. Cioè, dobbiamo immaginare una cosa drammatica. Io credo che sia anche veramente un po' fastidioso che si dia il Veneto del povero, perché tutti ci ricordano quando vogliono. Abbiamo emigrato anche noi, però non ci ricordano perché abbiamo emigrato, ecco, perché c'era molta povertà in Veneto. Se fai una guerra qui, aspettati che qui diventeremo poveri. È una cosa abbastanza prevedibile e sinceramente non è neanche tanto colpa nostra. Ecco. Poi, se posso aggiungere una cosa mia personale, io ho visto un interessante documentario sul ventennio fascista e su come comunque Mussolini avesse cercato di italianizzare l'Italia, proprio anche cercando di, non dico eliminare le varie differenze linguistiche, ma comunque dando un'impronta anche, anzi, con neologismi proprio. Certo. La cosa particolare che magari non sappiamo è che proprio in realtà appena prima delle leggi fascistissime, nei primi governi fascisti, quindi già dopo il 22, è stato fatto il primo sussidiario per apprendere l'italiano a partire dal Veneto, che si chiama Il Parlar della Mama. È stato stampato nel 1924, e tra l'altro a Palermo, e contiene un'antologia di letteratura veneta, frasi veneti per imparare l'italiano, ed era approvato secondo i programmi ministeriali fascisti del 1923. Poi è cambiata l'aria e quel programma iniziale se n'è andato. Perché? Perché in realtà in Italia parlava l'italiano forse un quarto della popolazione, forse. Tutti gli altri parlavano le loro lingue storiche sviluppatesi lì. Ecco. Allora, dai, facciamo l'ultima e poi basta, dai. Magari per le altre domande possiamo registrarle e magari risponderle via mail anche nei prossimi giorni. Come vuoi tu, Alessandro? Per me è lo stesso, per me possiamo anche restare, se chi vuole Sì, resistere restiamo magari fino certo, alla sì, mezza. sì, ma ecco, esatto, Volentieri. molto volentieri, sì, sì. Allora, Carlo dice e chiede: come vengono classificate, gestite, studiate le 1000 piccole o piccolissime varianti locali del Veneto? Molte parole variano anche solo a distanza di una decina di chilometri o da una valle all'altra. Ok, sì, questo è assolutamente vero. Ci sono varietà interne alla lingua. Ci sono varietà di parole, spesso però bisogna dire che le varietà di parole compaiono da un posto all'altro perché qualcuno non usa più la parola che sarebbe quella corretta. Abbiamo visto prima l'esempio di catar e trovar, per esempio. Quindi per influenza, in questo caso, dell'italiano o magari anche dell'inglese. Succede anche all'italiano, no? Qualcuno a volte mi chiede simpaticamente lo dico io, mi chiede seriamente: ma mouse in Veneto come si dice? Perché in italiano pensi tu che mouse sia italiano, mouse è inglese, no? Quindi se guardiamo anche l'italiano subisce penetrazioni e contaminazioni dalle lingue, diciamo, più potenti. Ecco,
E le piccole varianti che ci sono nel Veneto vengono gestite alla veneta. La parola gestire mi piace molto perché dà l'idea appunto di un sistema, ed è un sistema linguistico. Nella visione, noi siamo abituati alla visione dell'italiano, del francese, che ha preso la parlata di una zona, nel caso dell'italiano ha preso il fiorentino, ma tra l'altro non il fiorentino qualsiasi, il fiorentino del 300 della classe alta. Ecco perché Dante, Petrarca e Boccaccio. Anzi, vorrei che sapeste che Dante era considerato non abbastanza elevato, specialmente per le cose che scriveva nell'inferno. Ok. E quindi già Dante non andava più bene, se vogliamo guardare, vedere la cosa così. Quindi l'italiano ha selezionato il fiorentino della classe alta. Percentualmente quanti sono i fiorentini della classe alta rispetto alla zona in cui oggi si parla italiano? Neanche l'1%. Quindi lì si è scelto lo 0,x% di parlanti come i veri parlanti della vera lingua italiana. Questa è l'ipotesi, perché poi, come abbiamo visto magari nel video sul numero 5, in Veneto ci sono 3 varietà per dire il numero 5, cioè 5, che è usato da circa l'80% della popolazione, 5 e 5, o possiamo usare un altro esempio, piazza, piazza, piazza e piazza. Ecco, e ci sono delle varietà interne, niente da dire. Per esempio, in spagnolo posso dire piazza in 2 modi diversi, plaza e plaza, che guarda caso sono le stesse sono 2 delle modalità che si possono usare per il Veneto. Piazza lo dice il bellunese e piazza lo dice tutto il Veneto centrale, lo dice l'Istro Veneto, che dice anche piazza, lo dice anche il Veneto brasiliano. Ecco, 5, in italiano 5 oppure 5. E quale delle 2 è corretto? In italiano si dice denuncia o denunzia, si dice resurrezione o risurrezione, e queste sono cose minime. Però queste cose in italiano ci sono, queste varietà ci sono, anche se tutti quanti siamo scolarizzati per oltre 13 anni, praticamente, mediamente, senza l'università, utilizziamo e tutti studiano nella stessa maniera, tutti studiano la stessa lingua, con una grammatica consolidate sullo stesso sistema standard. Eppure, nonostante questo, quando un napoletano parla, capisci subito che è napoletano e capisci anche che non parleresti nella stessa maniera, useresti parole diverse. Quanti veneti quando hanno un bottone da premere dicono pigia? Eppure l'italiano dovrebbe essere quello. Un altro esempio, la cosa che si regala ai bambini a Natale, no? Si può regalare un giocattolo, ma quella è una parola italiana che viene dal Veneto, anzi dal veneziano in particolare, giocattolo, perché la parola italiana standard corretta del toscano letterario della classe colta fiorentino è il balocco. Io ci ho messo 30 anni per capire che in Pinocchio il paese dei balocchi non è il paese dei festoni, ma è il paese dei giocattoli. Quanti veneti sanno che balocco è la vera parola italiana per giocattolo e che giocattolo invece è un venetismo? Per esempio, no? Quindi le parlate venete nel sistema della lingua veneta sono tutte descritte fedelmente. È possibile descriverle fedelmente. Quindi se uno vuole scrivere nella singola parlata del quartiere di Feltre, lo può fare e scriverà nella singola parlata del quartiere di Feltre, gli risponderà quello che ne so, di Crespadoro in provincia di Vicenza, gli risponderà scrivendo il suo veneto. E quindi nei corsi di veneto che abbiamo fatto abbiamo insegnato ad apprendere la lingua nel suo complesso, perché la grammatica, la struttura è esattamente la stessa. A livello di scrittura si impara a decodificare i suoni in base a come vengono scritti. E se si scrive fedelmente quello che si pronuncia, ci si capirà nello scritto come ci si capisce pronunciando. Poi insomma è un po' un sensazionalismo pensare che si cambi davvero da un comune all'altro, perché cambia una parola, ma se voi pensate quante parole vostra madre o vostro padre dice o ha detto che voi non usate o che voi non conoscete, cosa significa? Solo che non vi hanno trasferito questa parola, ma siamo pieni di dizionari e di grammatiche, come usiamo i dizionari in italiano, li possiamo usare anche in veneto. Ci sono i sinonimi anche in italiano. Per esempio, l'imbuto. Come si dice in italiano imbuto? Quanti di voi sanno un sinonimo, uno di imbuto? Però se io vi chiedo che cos'è il tortor, i veronesi sanno che è l'impiria. Mi dice impiria, che altri dice tortor, che altri dice periotto.
Ecco, però, perché? Perché noi abbiamo preso la nostra varietà. In un dizionario dei sinonimi li metteremmo tutti quanti dentro, evidentemente. Ma quanti di voi sanno qual è il sinonimo base di imbuto? Nessuno. Ha un sinonimo imbuto? Ne ha almeno due. E vi lascio cercarlo da soli, così non dovete credermi, ma lo verificate da Che voi. bello. Ecco. Sì, sì, sì. Ci Anche i sta, ci compiti sta. per casa che devo. Esatto, esatto. Ecco, quindi cioè, dobbiamo ampliare la nostra visione sulle lingue. Tramite il Veneto riusciamo a capire che tutte le lingue sono come il Veneto. Non è che il Veneto è sbagliato, è che la nostra idea un po' edulcorata, un po' scolastica dell'italiano o dell'inglese ci fa avere delle aspettative irreali sul Veneto. Ma se uno studia qualsiasi lingua profondamente si rende conto che ha circa gli stessi problemi del Veneto. Infatti Lorella dice e chiede, perché assomiglia a molte parole spagnole o perché lo spagnolo assomiglia al veneto? Eh. Allora, anzitutto la prima cosa da dire, diffondete il verbo, per carità, gli spagnoli non hanno mai governato in Veneto. Ecco, perché molti dicono, sì, perché c'era la dominazione spagnola. No, quella era la Lombardia e noi non c'entriamo niente con la Lombardia. Né linguisticamente, sono fratelli linguisticamente, storicamente, eccetera, ma non siamo noi, è una cosa diversa. Perché lo spagnolo assomiglia al Veneto e viceversa. Io devo dirvi, la risposta veloce è perché sono più imparentati di quanto non sia imparentato il Veneto con l'italiano, e mi spiego subito. Però la seconda è per caso. Cioè, le lingue alla fine scelgono indipendentemente, vincono alcune caratteristiche particolari e uno dice, che ne so, perché il caco assomiglia alla mela? Perché sono dello stesso tipo di pianta? No. Perché crescono nelle stesse zone originariamente? No. Perché assomiglia? Perché a un certo punto le forme standard di una lingua non sono quelle, quindi io incrocio un tipo di colore, un tipo di forma, eccetera, poi la apro dentro e vedo che è tutta un'altra roba, no? Ecco, quindi apparentemente assomiglia. Cos'è che assomiglia e che c'è, ed è vero, che somiglia foneticamente in particolare, e anche qualcosa di lessico al Veneto. Ecco, il Veneto, se dovessimo descriverlo a livello di comparazione, dovremmo dire che il Veneto ha una fonologia e un lessico, una fonologia somigliante alle lingue iberiche, perché non ha le doppie, ha molte sibilanti, sonorizza le vocali, per esempio, vediamo se mi viene un esempio, succo diventa sugo, per esempio, diventa sugo anche in portoghese, ecco, e quindi la K diventa G, e la T diventa D, quindi catena, cadena, eccetera, e questo a livello di suono. Poi bisogna dire che la questione delle vocali, perché il veneto, il toscano e quindi l'italiano e il castigliano, cioè lo spagnolo, hanno le vocali semplici, non turbate, non nasalizzate, non spostate, eccetera. Quindi avendo le vocali standard sono quelli più facilmente udibili a tutti quelli che parlano una lingua che deriva dal latino. E questa è la nostra fortuna, forse anche dal fatto che, insomma, tramite il veneziano in particolare, siamo stati un po' una base per la lingua franca del Mediterraneo, per il Sabir, ma non solo noi in realtà, anche il catalano. Ecco, c'è un insieme di fattori. Ecco, quando prendiamo potrei proiettare, vediamo se ce l'ho qui, perché mi ero messo anche altre cose che abbiamo fatto, libri, grammatiche, traduzioni, la tastiera in Veneto, accordi con l'università, tra il dizionario Veneto, il canale Telegram, i diritti umani in Veneto. Dobbiamo ricordarci, Laura, di dire della mostra, Sì. lo diciamo subito, percorsi per le scuole, vediamo se ci arriva, eccolo qua. E le lingue che sono di questo colore, queste qui sopra, sono più imparentate tra loro che queste. Queste sono imparentate, il romeno è imparentato di più con la zona a sud, insomma centro-sud dell'Italia, mentre il Veneto e questa zona fa parte della parte occidentale, la cosiddetta Romania occidentale, cioè le lingue neolatine occidentali sono queste, vanno dal portoghese allo spagnolo, al francese, provenzale, lombardo, veneto, friulano, e sono una grande porzione. L'altra grande porzione è questa che prende tutto il resto tutta l'Italia peninsulare e insulare e la Romania.
Ecco, quindi c'è una grande differenza e la si vede in varie cose di fonologia, quindi c'è un rapporto abbastanza, diciamo, ci sono più alcuni elementi in comune proprio per questa appartenenza di famiglia, insomma. Ecco. L'ultima, visto che riguarda direttamente l'Accademia, Sì. Giada chiede se l'Accademia organizzerà dei corsi prossimamente. Sì, allora noi abbiamo fatto molti corsi in realtà e ci siamo fermati però per le ragioni della pandemia. Sì, abbiamo in mente stiamo in realtà costruendo un portale che contiene molte utilities sulla lingua veneta, quindi dizionari, coniugatori, dizionario bilingue, futuramente forse anche altre cose, e, documenti scaricabili, riferimenti grammaticali, eccetera. E lì inseriremo anche dei corsi di Veneto fatti in differita e probabilmente riusciremo a fare anche qualche corso di Veneto in presenza. Se volete rimanere informati, domani sicuramente Laura vi manderà una piccola informativa con tutte le indicazioni magari per approfondimento e anche magari l'invito per la cosa che vi diremo adesso, compresa anche questa di tenersi in contatto con noi e magari seguire un po' i nostri social, così avete tutte le informazioni che vi servono. E poi potete sempre scriverci, e noi siamo molto contenti, insomma, di ricevere le vostre domande e anche le vostre proposte. Esatto, perché insieme abbiamo deciso appunto di organizzare questo evento che si terrà il 20 febbraio al Castello di Thiene. Sarà una visita guidata a tutti gli effetti, tra l'altro con delle aperture straordinarie, tra cui la ghiacciaia con i sotterranei di Thiene, quindi veramente qualcosa di molto molto insolito e segreto. E per l'occasione appunto ci sarà Alessandro insieme ad altri soci dell'associazione che presenteranno proprio con dei pannelli, diciamo, La storia della lingua dei Veneti. Esatto, tutta una serie di informazioni proprio riguardante la lingua veneta. Quindi chiaramente il nostro invito si estende anche a quella serata, assolutamente. Noi comunque domani vi invieremo una mail contenente tutte le informazioni. Qualcuno aveva anche chiesto rispetto alla nostra guida. Vi invieremo tutto ciò che è possibile, insomma, inviarvi chiaramente. E poi cos'altro volevo dirvi? Anzi, che cercheremo tra qualche giorno appunto di inviarvi anche il link, sarà un link su YouTube, sarà un URL privato, quindi un indirizzo privato al quale solo voi potrete accedere, solo voi che vi siete iscritti, insomma, a questa serata. Ecco. Ecco, posso dare un'informazione Certo. proprio logistica? Sì. Quindi domenica 20 al Castello di Thiene è possibile fare sia praticamente a seguito delle visite con Veneto Segreto del Castello di Thiene, c'è il percorso Storia della lingua dei Veneti, sono questi 24 pannelli che fanno un percorso appunto nella storia linguistica con particolare riferimento alla letteratura, ma non solo, anche cose molto interessanti, aggiuntive rispetto alla letteratura, quindi grammatiche, dizionari, ma da dove vengono i Veneti, ecco, per esempio, o la Divina Commedia in Veneto, esiste anche quella. Quindi è possibile alla fine fare il percorso Storia della lingua dei Veneti gratuitamente. E è possibile anche ovviamente fare la visita con Veneto Segreto senza la mostra e viceversa, insomma, quindi lasciamo la libertà insomma, di scegliere, però insomma, quando siete lì credo che valga la pena di fare assolutamente entrambe le cose. E sarà in occasione del fatto che il 21 febbraio è la giornata mondiale indetta dall'UNESCO delle lingue, della lingua madre, e di conseguenza è importante che insomma per quella data festeggiamo con una bella mostra che è stata proposta la prima volta in Consiglio regionale del Veneto, che è portata in varie cittadine del Veneto e ritornerà in grande trionfo al Castello di Thiene con Veneto Segreto. Oh, bellissimo, bellissimo. Bene, allora, grazie a tutti veramente. E niente, allora, speriamo alla prossima, magari ci verrà voglia di organizzare qualcos'altro, no? Magari possono proporci i nostri partecipanti e vedere se c'è qualcosa in più che desiderano sapere, anche sulla Buona cultura idea. veneta in generale. Ottima idea Alessandro, ottima. Bene, grazie ancora a tutti e buona Grazie a tutti. serata e buonanotte. Ciao. Notte.